va rivista la situazione generale degli arbitri. Amici bellini, io tengo un po' di contenuti in mente che vi voglio portare, la top 11 insomma di tutto l'anno solare, che già qualcuno la sta facendo, però oggi è uscito l'Open VAR, e l'Open VAR tra l'altro non è disponibile per i tifosi che seguono il calcio italiano all'estero, e quindi grazie agli amici bellini abbonati io vi posso portare questo contenuto anche a beneficio di chi non lo potrebbe eseguire. Credo che siamo arrivati a quella situazione che paventava Ancelotti, e cioè chi è che arbitra, l'arbitro o il VAR? E credo che il dubbio fosse legittimo. Cominciamo. Premessa, sciarpe giù, niente, lasciate stare, questa è la maglietta di Kevin, perché poi dobbiamo parlare anche di mercato, si stanno facendo varie ipotesi, dobbiamo capire se il Napoli può sbloccare questa situazione e abbiamo tanti giorni per farlo, quindi vi ringrazio che vi state iscrivendo al canale, siete ritornati belli attivi, nuovi utenti, benvenuti. Dopo diciamo chi è il nome perché poi lo posso trovare, però lasciate un like per un'analisi di cose che sono successe che non riguardano il tifo, perché questa volta non ci sono stati episodi che riguardano il Napoli, ma episodi che riguardano altre squadre che per me sono altrettanto gravi. Bisogna parlarne, non si può sottacere quando non riguarda noi, dobbiamo essere molto chiari. È importante, anche perché se non facciamo chiarezza e poi dopo succede a te e cadi dal pero così, e invece non lo dobbiamo fare. Ci spostiamo in questa situazione dove posso vedere, questo c'è il mio sticker, io sul gruppo Telegram siamo fortunati, nel senso che ci sono più che collaboratori, insomma tutti gli amici che rendono tutto più anche piacevole, ci divertiamo perché alla fine è un gioco, se ci facciamo il sangue amaro è finita. E ho aperto questo topic nel gruppo che si chiama Piccionaia. Io non so cosa finirà in copertina perché la copertina la faccio alla fine del video, però mi fa piacere, mi piacerebbe analizzare quello che è uscito nell'Open VAR, perché hanno analizzato 1, 2, 3, 4, 5 episodi, dimenticandone uno secondo me altrettanto clamoroso, partendo da Udinese-Lazio, che ci interessa perché la Lazio fa il dossier, la Lazio fa la protesta ufficiale, la Lazio si sente defraudata e penalizzata, e quindi un occhio, perché poi lo sapete come funzionano queste cose, arriva la protestina e a volte poi nella prossima partita, la successiva partita, ci pensano due volte per evitare altre polemiche. Rocchi è stato molto duro con la Lazio e si è pure risentito, ha detto se poi credete che ci sia la malafede io mi dimetto domani mattina. E vai. perché no? Magari abbiamo trovato il modo per farlo, insomma. Io in questo caso, lo so, è difficile dirlo, alle volte ti viene proprio, dice ma com'è possibile che questa decisione è chiara ed evidente ai nostri occhi, e quindi ci pensi, dice questa è malafede, così. Però poi sappiamo che succede più o meno a tutte le squadre, e quindi là dovresti fare un passo indietro e dire è successo anche a quelli. Se prendiamo l'esempio dei portieri, perché ci sono state molte situazioni sui portieri, l'Inter dovrebbe dire c'è malafede nei confronti dell'Inter, perché quello di Sommer, non so se ve lo ricordate, pugno e poi pugno sul pallone, ma poi pugno su un Zola, venne chiamato, mentre non è stato considerato altrettanto fallo quello di Svilar su Ostigard, quello di Paleari su Idriss, e ce n'è anche quello che non hanno valutato, e cioè Di Gregorio sugli Eris. Quindi andiamo con ordine, perché quello là che fanno di Udinese-Lazio, io non posso farvi scorrere le immagini, se no ci bloccano al 100%. Il problema principale, perché alcuni di questi episodi, io lo dico chiaramente, sono grigi, e quando parlo di episodi grigi vuol dire che c'è un'interpretazione che l'arbitro può dare in un modo o nell'altro. In questo caso si parla dell'immediatezza. Se io vado dentro un negozio, porto via qualcosa e le telecamere non mi prendono nei primi 7 minuti, dall'8° minuto in poi non è un reato? È un reato sempre, uno dovrebbe vergognarsi di questo reato, giusto? Allora il reato è reato. Perché? Perché quasi volontà, perché si può cambiare il modo in cui voi scrivete il regolamento. Nel momento in cui Rocchi fa l'analisi e dice sì, questa parte del regolamento è abbastanza grigia, non si capisce e si può interpretare, e là, se volete togliere le polemiche, fate un regolamento che non permette l'interpretazione. Io qua
hanno ragione entrambi. Se uno dice per me questo è immediato perché è lui che dopo aver controllato il pallone scarta un avversario e segna, è immediato. Se un altro dice non c'è immediatezza perché passa tot secondi, anche può essere vero. La questione secondo me è che non lo deve decidere il VAR. Se il VAR ha un'opinione che è contrastante perché il VAR è indeciso, c'è il VAR e c'è la VAR, l'assistente VAR, loro dicono secondo te c'è immediatezza? Non lo so, secondo me sì, però non è proprio immediato. Sono indecisi anche loro. A quel punto devi chiamare l'arbitro, lo mandi al monitor e decide lui, perché lui, e questa è una mia opinione personale, almeno ha la sensazione del tempo che scorre o ha la percezione di un impatto che può essere fortuito o meno, vedremo nel caso di Lecce Como, almeno ha quella sensazione là fresca. Quelli che guardano al video come noi hanno una percezione leggermente diversa anche del tempo che scorre. Nel frattempo scorre il tempo, qua per esempio siamo al 95esimo, sale la tensione, bisogna fare in fretta, non si può poi tenere uno stadio in fibrillazione, 22 giocatori che ti aggrediscono, di conseguenza a un certo punto devono risolvere la situazione e dicono ok, è buono, ma mandalo al VAR. In questo caso era il piccione supremo, il Colombo proprio, che dovrebbe essere uno che ha la sua importanza, visto bene dall'AIA, eccetera, eccetera, e poi avverrà anche a doveri. È una cosa incredibile che il VAR decide per loro, gli dicono delle cose, a volte non gli mostrano le immagini necessarie per dissipare dei dubbi e risolvono situazioni senza mandarli al monitor. Per me la prima cosa da fare per aiutare gli arbitri ad arbitrare bene, mandali. Nel momento in cui c'è il dubbio e nel momento in cui tu stai raccogliendo le immagini, invece di fare una ricostruzione da lissone dove tu dici all'arbitro una cosa e lo convinci che quella è la situazione, mandalo a vedere e deciderà lui, perché lui ha il polso della partita, lui deve prendere la decisione finale. Questa è la prima cosa. Nel caso di questo gol di Davis è fortuito perché giustamente lui sta girato e passano diversi secondi, però non è che è cambiata l'azione, che lui l'ha passata a un altro e l'altro ha fatto gol. Per me, la dico così come la dico, per me questo non è immediatissimo, perché passano dei secondi, però resta un episodio grigio. Se sono tifoso dell'Udinese lo voglio il gol, se sono tifoso della Lazio mi arrabbio. Questo è il che significa che è una situazione dubbia che deve dissipare l'arbitro, non il VAR. In Lecce Como, check completato, gol regolare, gli dicono una cosa che non è corretta, perché gli dicono il colpo non è sul viso, è sul petto. Signori, le immagini non sono così chiare, si vede che Nico allarga un pochino, poi lo sapete, io sono il primo, simulate a bestia, pensate di aver perso i denti, fate finta di avere avuto una contusione, una commozione cerebrale, è uno scontro di gioco. Lì io lo definisco veramente scontro di gioco e non esageriamo. Però dicono all'arbitro, guarda, non lo prende sul viso, lo prende sul petto. Il che non è vero. Non è assolutamente vero. Si dovrebbe dire vatti a vedere questa cosa, perché quello Nico Paz prende posizione, però devi decidere tu, che in campo hai visto l'azione, se quella cosa è abbastanza o no per chiamare fallo. Vedete come resta il dubbio, può rimanere il dubbio di simulazione, di gomitata, così, però se lo dissipa l'arbitro secondo me è meglio, perché hai avuto almeno la percezione della dinamica. Qua lo rallentano a bestia, poi lo mandano più veloce, si cambia la percezione della realtà. Poi per nessun motivo logico fanno vedere un rigore netto su un Nkunku, quasi come a dire vabbè, facciamo vedere pure questo dove hanno preso una decisione giusta, così. Invece no, dovevate far vedere Pisa-Juventus, che è un'altra occasione assolutamente grigissima. Però qua vabbè, bene, bravi, la decisione, eccetera eccetera. Rigore netto su Nkunku, quello lo piglia, se lo tira, lo butta a terra. Non c'è dubbio in questo caso. Tra l'altro il rigore lo dà direttamente Fabbrica, ha la percezione. Non c'è bisogno di farlo vedere. Ma quello che succede in Torino Cagliari è di una gravità inaudita, perché loro, a parte, perdono tantissimo tempo per stabilire il fuorigioco, selezionare il giocatore giusto, le linee, è abbastanza evidente che non c'era fuorigioco.
ma va bene, devi essere sicuro e vabbè, prenditi il tempo tu. Ma qua non gli fanno vedere le immagini giuste, perché sì, Paleari prende la palla, ma non la leva dalla disponibilità di Idrissi, ma poi alza questa gamba tesa che qua non è ancora nemmeno alta quanto poi lo sarà, facendo un fallo evidente di karate. A me interessa poco che tu l'hai sfiorato il pallone oppure l'hai toccato, a parte che ricordiamo che basta l'intenzione del fallo. Ma poi non gli fanno vedere l'immagine dall'altra parte, dove è chiarissimo ed evidente che Idrissi avrebbe potuto continuare a correre verso il pallone e segnare a porta vuota, mentre la gamba di Paleari si alza tantissimo, rigore per il Cagliari. Non mi interessa che poi il Cagliari vince la partita, questo è un errore grave di cui bisogna parlare perché non si deve ripetere la prossima volta. È chiaro, quindi tutte le immagini a disposizione, tutte a doveri, e poi stiamo parlando di doveri, quindi lo mandi a vedere, ma gli devi far vedere le immagini giuste, non quelle là che ha toccato il pallone, non ti preoccupare. Male, e io in sovrapposizione su questo video in post metto degli screenshot dove vi faccio vedere qualche parola chiave che dice il VAR che veramente ti lascia pensare. Dopodiché si arriva a sta roba qua che secondo me è clamorosa, perché non è che può essere la giustificazione che Svilar sta a mano aperta, invece di sferrare un pugno gli dà uno schiaffo. Svilar va verso il pallone però non lo prende, Ostergaard lo anticipa, Svilar dà uno schiaffo a Ostergaard che si vede benissimo, poi dopo toccherà la spalla di Svilar troppo, ma è Ostergaard che gli ha dato un gol, quindi non è che Svilar che prende il pallone e poi prende anche Ostergaard come successe con Sommer e la chiamaste il fallo. Qua non puoi liquidare e dire vabbè dai, tutto a posto, fatto, non c'è niente, check completato, andiamo, anche perché non sarebbe cambiato niente. Però puoi mandare il Genoa negli spogliatoi con un gol in meno, cioè stai 3-0, li mandi sul 3-1 e forse la partita si sviluppa anche in maniera diversa, il Genoa poi un gol lo fa, e immaginate la differenza che fa andare negli spogliatoi con un gol dove stai recuperando, metti un pochino di dubbi nella squadra in vantaggio, fai un forcing, magari arrivi al 3-2, si può creare il panico nella fine della partita. Qua l'hanno liquidato subito, niente, non ti preoccupare, non c'è niente di che. E no, e poi no. Ancora peggio, non so se è ancora peggio, ma insomma qua la palla non la vede proprio Di Gregorio, qua lui va in volo e qua diranno delle cose incredibili, travolge completamente. E ho sentito Marelli dire vabbè ma quello sta guardando il pallone, e a me che me ne frega che stai guardando, non basta guardare il pallone, tu guardi il pallone allora ti posso entrare nelle gambe o ti posso travolgere completamente. Stanno saltando entrambi, è Di Gregorio che lo travolge completamente, e signori non si può liquidare questa azione qua per me è e questo qua non lo hanno fatto nemmeno vedere. Quindi malafede, parlate, dichiaratela come volete, però non è normale. Dai, proprio un pugno, è proprio uno schiaffo. Dai, è proprio karate, dai, però guarda come lo alza, dai. Io non lo so, secondo me è un'idea. Ti levi dalle botte e facciamo fare a qualcun altro che magari mette mano anche al regolamento. Il regolamento però deve essere generale, non è solamente quello italiano, perché poi andiamo in Europa e non ci troviamo più. E questo è bene o male. Voi potete lasciare un like se avete trovato questo video di vostro gradimento, oppure no, anche no, perché magari non vi è piaciuto. Ma di queste cose bisogna parlare, non possiamo solo perché magari succedono a squadre più piccole, Torino, Cagliari, succede a Lecce, non se ne parla perché sono piazze più piccole. No, bisogna parlarne sempre, perché poi a un certo punto succederà a te e tu dici ma allora quell'altro episodio non hai detto niente, e invece questa è nel finale di video è bene chiarire, ho parlato di questi episodi ma ce ne saranno altri che magari mi sono sfuggiti. Guardare tutte le partite, tutti i minuti non è facile, ne possiamo parlare nei commenti. Se avete episodi similari che vanno in comparazione, resterà per sempre una linea sottile di demarcazione tra quello che è un chiaro ed evidente errore e una situazione che può essere giudicata in maniera diversa. Per me almeno non deve essere il VAR a decidere finale. Se il VAR ha un dubbio, l'hanno il dubbio perché dici ma immediatezza o non lo so, manda l'arbitro a vedere, poi l'arbitro si prende la responsabilità di decidere, dopo aver visto tutti i replay necessari e disponibili,
qual è la decisione finale. Ringrazio Antonio Tarallo che si è iscritto al canale, ringrazio tutti e vi tengo in sospeso per i nuovi contenuti che arriveranno, perché devo parlare della Serie A, devo parlare del Napoli, della top 11, insomma i migliori in Europa, in Italia e nel Napoli, facendo un recap di tutte le pagelle del 2025, ma c'è anche una mini novità di cui non si è parlato abbastanza, e cioè che il Napoli sta ragionando sulla questione squadra femminile in maniera particolare e voglio andare all'approfondimento perché forse lo riesco a fare e vi porto uno speciale per capire cosa sta facendo il Napoli, perché c'è stata un'unione con la Virtus Volla e il Napoli ha brandizzato Napoli, il settore giovanile delle ragazze della Virtus Volla. Secondo me va approfondita questa cosa, perché lo sapete, il Napoli femminile, il Napoli Women esiste ma non è parte della società, e se il Napoli sta cominciando a vedersi intorno, a guardarsi intorno e a fare questa cosa, secondo me è molto importante. Da New York, Valerio Fluido è tutto, non è un video sul mercato, ma gli approfondimenti sul mercato arriveranno perché sto sentendo cose incredibili e dobbiamo vedere se sono fattibili o no.